Può finalmente prendere il via il centrale dal Savio. Ritirata Zamora Font, restano 9, Zio Salvio Jet, Alchemist B, Zero Gravity, Ultras Griff, Tornado del Vento, Amore Stecca. In prima fila Zosca Etual, Zumba B e Vincent Trio in seconda, favori per Zio Salvio Jet numero 1, Roberto Vecchione, macchina che stacca in questo momento con la velocità di Ultras Griff e anche di Alchemist B, ma al largo è Ultras Griff che sopravanza Zero Gravity e va a condurre. Terza posizione per Alchemist B, poi Zio Salvio Jet, via via gli altri, con Zosca Etual in scia a Zio Salvio Jet. Zio Salvio sembra voler spostare all'esterno, lo fa dopo 300 metri di gara e avanza al largo. Ultras Griff in vantaggio, per corsie esterne c'è anche Vincent Trio che ha preso direttamente la scia di Zio Salvio Jet. Poi in terza ruota si impegna invece Amore Stecca. Amore Stecca progredisce e raggiunge il sediolo di Ultras Griff. 600 metri in 48,5, un'andatura molto blanda fin qui. E davanti alle tribune Amore Stecca a lato di Ultras Griff, Zio Salvio Jet in seconda pariglia con Zero Gravity, poi Alchemist B, Vincent Trio e il gruppo chiuso da Zumba B che segue Zosca Etual. Cavalli completamento del chilometro che avviene con il tempo di 1:19,4, fin qui andatura davvero molto molto tranquilla, con Ultras Griff che ora però comincia ad accelerare. All'esterno è sempre Amore Stecca, in seconda pariglia c'è Zio Salvio Jet che però ha problemi e non progredisce, e in seconda posizione rimane Zero Gravity. Intanto l'errore di Amore Stecca, completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo, si presenta in vantaggio Ultras Griff. Ultras Griff in testa, Zero Gravity che si lancia all'interno, poi Zosca Etual, ultime battute 5, con Tornado del Vento, Ultras Griff che si difende, Ultras Griff che nel finale controlla tutti i tentativi di Zero Gravity che seconda. Per il terzo Zosca Etual precede Zumba B. 1:16,1, si è corso praticamente soltanto l'ultimo quarto, 28,7, con il quale Andrea Vitaliano salva la vittoria dall'affondo interno di Zero Gravity. Andiamo a rivedere l'arrivo. Ultras Griff all'esterno, Zero Gravity all'interno, che guadagna sicuramente quando entra in open stretch, ma poi Ultras Griff riesce a riguadagnare qualcosa all'avversario e a transitare per primo sul traguardo. Al terzo posto Zosca Etual precede Zumba B.